Come tanti atleti e allenatori, anche a te sarà capitato di voler cambiare alcune abitudini o alcuni comportamenti per poter migliorare la tua prestazione o per poter ottenere risultati di successo. Molto spesso però ci accorgiamo che questo processo è tutt'altro che semplice. Per poter cambiare un comportamento ci sono alcune cose di cui dobbiamo tenere conto e molto spesso la sola idea di volerlo cambiare non basta. Una delle teorie maggiormente utilizzate per spiegare il comportamento è la teoria del comportamento pianificato. Questa teoria ci spiega che il comportamento è influenzato dalle intenzioni, che a loro volta sono influenzate dalle attitudini nei confronti di quel comportamento, ovvero dalla valutazione che noi diamo degli esiti di quel comportamento. Quindi, in base a come valutiamo gli esiti di quel comportamento, potremo avere delle attitudini positive piuttosto che negative. Un altro fattore che determina il comportamento sono le norme soggettive, che fanno riferimento a quanto noi pensiamo che le persone importanti per la nostra esperienza sportiva, come per esempio l'allenatore o un compagno di squadra, approveranno o meno la messa in atto di quel comportamento. Quindi se per esempio il nostro allenatore dovesse approvare la messa in atto di quel comportamento, le nostre norme soggettive ci sproneranno ancora di più a mettere in atto quel tipo di comportamento desiderato. Un ulteriore fattore che influenza il comportamento è la percezione di controllo, ovvero il grado di controllo che noi possiamo avere su quel comportamento e quindi sugli ostacoli o sulle facilitazioni che andremo ad affrontare per mettere in atto quel determinato comportamento. Come staff psicologi dello sport, l'attività che ti proponiamo per poter migliorare la tua esperienza sportiva e per spronarti a cambiare alcuni comportamenti si chiama Start, Stop, Carry On. L'attività consiste nel pensare nella tua esperienza sportiva e in riferimento al tuo comportamento, atteggiamento e dedizione, quali sono i comportamenti che vorresti iniziare a mettere in atto perché ritieni possano portarti dei benefici, quali invece non vorresti più mettere in atto perché li ritieni poco efficaci e quali invece vuoi continuare a mettere in atto perché sei convinto che ti portino risultati positivi. Uno strumento che ti può aiutare è il tuo goal setting, perché conoscendo già gli obiettivi che ti sei prefissato sarà più semplice pensare a quali comportamenti vorrai iniziare a mettere in atto, quali non vorrai più mettere in atto e quali invece vorrai continuare a mettere in atto. Ti forniamo un esempio di un atleta professionista che pratica uno sport di squadra e ci auguriamo che ti possa essere d'aiuto per la tua esercitazione.